Eccola qui. Bene. Stefano, sei online, a te la parola. Ok, bene, allora ufficialmente iniziamo questo webinar che Longarone Fiere, Veneto Agricoltura, in particolare questa iniziativa, ma in questi 4 giorni si sono svolte tantissime iniziative all'interno di questo grande contenitore che è Fiera e Festival delle Foreste, che quest'anno in una formula originale nuova si è svolta in presenza in Piancansiglio. Sono state delle giornate anche di tempo molto buono, che ha facilitato anche la partecipazione, una grande partecipazione, specie sabato e domenica in Piancansiglio, per vedere le parti espositive delle ditte, ma anche seguire i convegni, gli incontri che si sono succeduti, tutti molto intensi, e poi anche con questa, tra virgolette, coda che si svolge quest'oggi solo online, con alcuni webinar e alcuni incontri delle ditte espositrici. Poi, giusto per completare il programma di questo settembre in Piancansiglio, il prossimo sabato e domenica ci sarà un'altra 2 giorni dedicata, molto più culturale, dedicata ai 1600 anni della fondazione di Venezia, e quindi al rapporto che Venezia e la Serenissima ha avuto con la foresta del Cansiglio, in generale con il legno per la costruzione delle barche, delle navi, per la sua fondazione, insomma tutta la storia che collega Venezia e le montagne e i boschi e le foreste, in particolare del Cansiglio. Ma detto tutta questa cosa qui, avviciniamoci all'oggetto del nostro incontro, ma prima do la parola a Orazio Andrić, presidente dell'Ordine degli Agronomi Forestali di Belluno, perché questa iniziativa, come tante altre iniziative, e poi di seguito ce ne sarà un'altra proprio gestita direttamente dall'Ordine, sono realizzate grazie anche alla collaborazione dell'Ordine, e sono anche riconosciuti i crediti formativi. Orazio, a te per un breve saluto. Grazie. Grazie Stefano. Allora un saluto a nome dell'Ordine di Belluno, ma di anche tutti gli altri ordini del Veneto raggruppati nella federazione, e quindi anche tutti i colleghi che possono agganciarsi a livello nazionale. Il riconoscimento di un evento non è solo un fatto formale, vuol dire che c'è una condivisione sui temi che vengono presentati, una condivisione nella sostanza, ma anche nella eventuale dialettica, perché siamo immersi non soltanto in un mondo iperuranio delle idee, ma anche nella concreta prassi della realtà, una realtà che nel mondo forestale è effettiva e in certi momenti, in questi anni, ha posto dei problemi molto forti, li sta ponendo adesso soprattutto nelle zone dove è incombente il bostrico. Stando in Cansiglio in questi giorni, l'atmosfera serena, la foresta cullata in questo lembo, in questo manto di faggio, soprattutto, non solo di faggio, ma anche di faggio, che limita la vulnerabilità evidentemente rispetto a questo temibile scolitide. Ma se qualcuno va in alcune zone, nell'Alto Morrino in particolare, non può che tornarne con
con un'angoscia che per i responsabili vuol dire di intervenire, di darsi da fare, di non dormire sonni tranquilli né cullarsi nel fatto che altri provvederanno in quel sistema che purtroppo, ma è così questa scatola di una organizzazione dell'epoca in cui molto è virtuale e molto è scaricabarile, ascendente, discendente, laterale, eccetera. E quindi ci saranno, soprattutto i nostri colleghi, alcuni che sono chiamati a affrontare i problemi e di viverli in trincea, con l'importanza che dà di sentire di difendere concretamente un territorio e di non aspettarsi da questo, diciamo, dei particolari allori, eccetera, ma essere presenti. Questo preambolo è necessario per dire perché il tema di cui si parla adesso non è soltanto un fatto culturale o specialistico, lo era fino a poco tempo fa. Adesso la ricostruzione dei boschi si pone in maniera drammatica assieme a quello che farà la natura, ma comprendendo sia quello che può fare la natura e quello che può fare l'uomo, con una serie di problemi. Sappiamo che i rimboschimenti, che erano se non anche banditi in una certa maniera nella zona montana, perché sembrava che ci fosse troppo bosco, c'era anche una demagogia del bosco che ci entra per le case e stenterà a perdersi, nonostante in alcune zone avremo dei versanti scoperti e pericoli incombenti anche sugli abitati e sulle infrastrutture. Quindi rimpossessarci e rinteressarci di questo tema e quindi ascoltare molto attenzione quelli che sono delicati, prospettare delle soluzioni in cui dobbiamo essere anche coesi, ritessere dei quadri comuni che possano comprendere anche altre forme di ricostruzione del bosco, dalle semine, dall'uso di selvaggioni, dall'impiego di metodi, tecniche magari potrebbe essere anche eccessivo, di ricostruzione basate sul rimpianto attorno alle ceppaie, l'uso di materiali in loco dei residui delle utilizzazioni per ritardare l'effetto degli ungulati, che come è noto è un grosso problema, non soltanto di tipo tecnico eccetera, ma che bisognerà affrontare, del poter tenere a distanza i ritmi naturali della vegetazione erbacea e arbustiva, magari anche utilizzando in aggiunta residui di cippato delle utilizzazioni che sono lì in corso, eccetera. Quindi ascoltiamo con molto interesse e con senso di responsabilità quanto oggi ci viene detto e diamo l'intenzione di ripristinare un collegamento stabile tra i gestori operativi e l'attività dei vivai. Grazie. Grazie a te Orazio e grazie a tutti gli iscritti all'ordine che sono presenti quest'oggi. Cominciamo effettivamente il nostro incontro. Abbiamo 3 brevi relazioni. Roberto Fiorentin di Veneto Agricoltura, Emanuele Lingua, TESAF Università di Padova e Fulvio Ducci del CREA Foresta Legno. Attraverso questi 3 interventi cerchiamo di affrontare un tema che vedete anche da come l'abbiamo scritto poi nei titoli degli interventi, mette tanti punti interrogativi
perché in effetti è un tema che affronta questioni di tempi molto lunghi e quindi la variabilità delle questioni è sicuramente alta. Vedo che Roberto ha già avviato la sua presentazione, quindi gli do, oltre che il video, anche il microfono. A te. Buongiorno a tutti, mi sentite? Sì, bene. Sì, bene, perfetto. Allora, il mio intervento vuole essere una premessa abbastanza breve agli interventi degli amici ricercatori, professori che seguiranno, e per spiegare come ci stiamo cercando di attrezzare come Veneto Agricoltura a livello vivaistico per affrontare questa che a tutti gli effetti è stata una novità, no? Per tutti noi forestali, cioè di avere a disposizione degli spazi così grandi deforestati, e anche per suscitare, diciamo, un dibattito, per porre delle questioni, delle domande che a noi, in quanto vivaisti, anche se non siamo dei vivaisti privati, ma di fatto facciamo un'attività che dal punto di vista delle tecniche è la vivaistica, ecco, sono interrogativi essenziali. Allora, noi siamo i vivai di Veneto Agricoltura, io gestisco il Centro Biodiversità Vegetale Fuori Foresta, sono il responsabile di 2 sedi, quella di Montecchio Precalcino in pianura e quella di Pian dei Spini, che sta proprio nella foresta del Cansiglio e ai suoi margini in montagna, quindi abbiamo la copertura dal punto di vista climatico di varie specie. Il nostro scopo è quello di conservare la biodiversità, l'abbiamo sempre fatto all'interno della cornice, diciamo, della provenienza locale, in senso lato, del materiale di propagazione che utilizziamo. È un centro specializzato nella moltiplicazione e nella diffusione di piante autoctone e ne facciamo quasi 300 specie. Ecco, e ovviamente siamo stati presi in contropiede da Vaia, lo diceva prima il dottor Andric, non c'è mai stato, da che io mi occupo, ma non solo da che io mi occupo di vivaistica e di queste cose, l'esigenza, o meglio la potenzialità, una potenziale richiesta di tante piante per la montagna. Nessuno si sognava di estendere ulteriormente il bosco che, come tutti sappiamo, si è raddoppiato negli ultimi 50 anni nel dopoguerra, eccetera, e soprattutto la vivaistica non era preparata per un motivo fondamentale, che qui da noi in Italia non si pratica la selvicoltura del nord Europa, dove c'è il taglio raso su ampie superfici, la rinnovazione artificiale. Si pratica la selvicoltura che conosciamo, che i colleghi forestali conoscono bene, e che prevede la rinnovazione naturale. E questo è una cosa che tutti sappiamo, però è questo fondamentalmente il motivo per cui nel nord Europa ci sono vivai meccanizzati che producono milioni di piante, e il motivo per cui qua non ci sono. Noi abbiamo cominciato a fare queste attività infatti principalmente per la pianura, dove invece ampi spazi c'erano e ci sono, e anche ampia necessità di piante per riqualificare un ambiente ampiamente antropizzato e talvolta anche malamente antropizzato, mentre in montagna il problema era opposto fino a 3 anni fa. Quindi metabolismo basale, un numero limitato di piante per i ripristini ambientali, le compensazioni, spesso anche specie minori, eccetera, eccetera. Adesso invece c'è bisogno delle specie maggiori. Si sono liberati grandi spazi improvvisamente, a spese principalmente dell'abete rosso, e quindi a noi, vivaio, noi siamo di fatto la prima fase di un possibile, di un auspicabile processo di ricostruzione. No? Il vivaio è alla base di questo. Però, se mi consentite, è anche alla fine, in realtà, di un ragionamento. Bisognerebbe andare, come si dice in dialetto, in drioman, cioè un po' all'indietro, nel senso, quali sono gli obiettivi, quale sarà la composizione che vogliamo dare a un bosco futuro, quale sarà la sua struttura, le funzioni che gli vengono attribuite. Sono obiettivi che probabilmente vengono raggiunti attraverso una condivisione di diversi punti di vista, e quindi alla fine di questo processo c'è la domanda delle piante, e noi siamo quelli che dovrebbero fare l'offerta, ovviamente, delle domande. Naturalmente mi è piaciuto anche il passaggio prima di Andri, che è molto interessante, perché anche questo è un tema dibattuto, viene posta talvolta in antagonismo la ricostruzione fatta dall'uomo, quindi la riforestazione, con il lasciar fare la natura, no? E probabilmente è una dicotomia che non esiste, per il fatto che ci sono 12.000 ettari, sono i numeri a dircelo, diciamo. Probabilmente ha citato Orazio Andri che il bostrico, probabilmente saranno molti di più alla fine delle bostricate, chiamiamole così, e quindi probabilmente non ha senso neanche porsi, sono
sarebbero milioni di piante, i tempi sono molto lunghi e la natura nel frattempo e negli spazi non raggiungibili nei quali non sarà desiderabile, non sarà possibile intervenire, farà comunque da sé. Ma non solo, aggiungo io credo, anche se non sono io colui che fa gli imboschimenti, ripeto, io sono il vivaista, diciamo, però a quanto mi è dato di comprendere, abbiamo ragionato anche nei giorni scorsi, proprio nei cantieri lì in fiera, insomma, sul fatto che la forestazione adesso non verrebbe fatta certamente su tutte le intere superfici, anche se immaginiamo un ettaro riforestato, questo ettaro sarà per piccoli nuclei di piante portaseme. Adesso butto lì dei temi che dopo mi piacerebbe però sentire dagli specialisti, e quindi all'interno della stessa superficie riforestata non verranno meno i processi spontanei di evoluzione della vegetazione di megaforbi e di altre erbe, che è tipica di queste radure, tra l'altro evoluzione molto interessante, molto affascinante per tanti motivi. Ecco, altra cosa, dicevo prima, noi ci siamo sempre dati come obiettivo, intanto faccio girare delle immagini, ovviamente abbiamo dovuto aumentare i numeri, noi di Venagricoltura, aumentare gli spazi e invece diminuire i tempi. Diminuire i tempi, per esempio, nelle conifere, noi facevamo, sapete tutti, avete studiato vivaistica, S1, T1, S2, T2, 4 anni, 3 anni, 5 anni per avere una conifera. È vero che nessuno adesso farà grandi forestazioni con conifere, ma il larice, ad esempio, lo stanno desiderando in molti in questo periodo, e noi ci stiamo attrezzando in questa maniera un po' più moderna, che è diversa dal vecchio cassonetto, dal vecchio semenzaio, ma con dei microalveoli che vengono in qualche misura forzati e poi portati a svilupparsi ulteriormente nel contenitore definitivo. Quindi ci stiamo dando da fare con tecniche più avanzate. Adesso io sto facendo scorrere delle immagini, ma quello che volevo dire è che l'obiettivo che ci siamo sempre dati è di evitare l'appiattimento, la perdita di diversità genetica. Quindi noi cercavamo di avere sempre piante provenienti da diverse popolazioni, raccolte da un numero minimo possibilmente alto di piante madri, in modo da evitare di perdere diversità, e poi anche nel processo vivaistico, no? Di produzione, che anche lì sono possibili dei colli di bottiglia e perdita di diversità genetica. E tutti ci insegnano, i professori che sono qui ce lo ribadiranno, che tanta diversità vuol dire che il patrimonio genetico è attrezzato per affrontare una varietà di avversità, che siano di origine climatica piuttosto che biologica, eccetera. Allora questa diversità nella cornice, dicevo prima, della provenienza locale all'interno della regione di provenienza. Allora l'obiettivo è sempre dire, mettiamo a disposizione piante fatte con seme raccolto nella stessa regione di provenienza dove queste piante verranno poi poste a dimora. Questa può essere una cosa che ha delle eccezioni. Ecco, ci sono delle eccezioni, ad esempio non certo in montagna per specie di montagna, ma per specie di pianura o per specie erbacee, le cui popolazioni in natura sono talmente ridotte da avere verosimilmente un patrimonio genetico impoverito, e sarebbe meglio metterle in comunicazione tra loro, magari restando all'interno della regione di provenienza. Oppure, ci dicono adesso, ci dirà magari il professor Fulvio Ducci nell'intervento che seguirà, in alcuni casi potrebbe essere opportuno uscire dalla logica stretta della provenienza locale, potrebbe essere opportuno utilizzare genotipi attrezzati a resistere a climi più caldi, quali sono quelli che verosimilmente ci aspettano. Certamente non è il caso, invece, molto probabilmente, di importare in maniera massale materiale vivaistico di provenienza sconosciuta oppure conosciuta, magari dal nord Europa, che si è selezionato, che la selezione naturale ha, diciamo, ottimizzato per climi più freschi dei nostri. Quindi casomai si farà il contrario. Ecco, queste sono alcune cose. Quindi in qualche misura noi ci stiamo cercando di attrezzarci sia dal punto di vista tecnico che dal punto di vista, diciamo, concettuale, quantomeno nel porre questi temi, queste domande, per rispondere a questa emergenza, ripeto, del tutto in attesa. Noi stiamo adesso producendo, abbiamo aumentato i numeri, dicevo, ci sono arrivate delle richieste importanti sia dal mondo pubblico, ma soprattutto da una serie di realtà private che stanno cercando di finanziare interventi di riforestazione. Sarebbe importante che questi interventi fossero seguiti da realizzati con materiale vivaistico pensato, okay, assieme al progetto, che spesso ci si dimentica che il materiale vivaistico è una cosa che non è come andare al supermercato, quando ho deciso che spesa fare vado e lo compro. Bisognerebbe, mentre si fa una progettazione, si ha una visione di lungo periodo di un intervento di forestazione, pensare anche a che piante si vogliono. Io lascio la parola però ai colleghi ricercatori che ci diranno qualcosa in più. Grazie. Grazie Roberto per questa introduzione e questo collegamento con l'attività
di Veneto Agricoltura, che è fortemente coinvolta su questa tematica, e passo subito il microfono ad Emanuele Lingua, Dipartimento TESAF dell'Università di Padova, a cui abbiamo, appunto, come dicevo prima, assegnato anche un titolo della sua breve relazione pieno di punti di domanda, quesiti vecchi e nuovi, a cui chiediamo ad Emanuele di darci perlomeno un'indicazione. Grazie a te, Emanuele. Grazie Stefano, buon pomeriggio a tutti. In effetti devo dire che è quasi più lungo il titolo della presentazione, anche un titolo un po' strano, ma era volutamente, ecco, anche un po' accattivante da un lato, ma soprattutto voleva buttare sul tavolo tanti spunti di discussione. E devo dire che sia le parole introduttive di Orazio che la prima presentazione di Roberto hanno già messo sul tavolo tanti aspetti che io nella mia presentazione, poi sicuramente anche Fulvio in quella successiva, andremo a ritoccare ed approfondire. Anzi, alcuni aspetti forse sono anche stati spoilerati, ma giustamente il nuovo e il vecchio quesito è proprio questo. In realtà ci sono delle nuove domande, ma in effetti sono semplicemente delle vecchie domande in un nuovo contesto. Quindi problemi che abbiamo già affrontato in passato come forestali, dobbiamo affrontare oggi nel terzo millennio con nuove problematiche e che saranno sempre più attuali, anzi lo straordinario rischia di diventare l'ordinario. Cioè, ovvero il discorso dell'impatto dei disturbi naturali sui popolamenti forestali era sempre stato un po' sottostimato, poco considerato. Perché? Perché con la gestione noi li abbiamo tenuti al di fuori del sistema forestale. Il sistema forestale funzionava, i turni erano corti, la copertura forestale comunque era ridotta, eccetera. Tanti fattori che hanno portato a una gestione abbastanza in equilibrio, con piccoli casi di notevole severità che venivano osservati sul territorio alpino. I disturbi fanno parte del sistema, sono il motore della biodiversità, fanno arrivare nuove generazioni di piante, nuove specie, alterano la struttura, eccetera. Ma in un contesto di cambiamenti climatici e soprattutto anche di quello che viene detto cambiamento globale, cioè non soltanto il cambiamento climatico, ma anche proprio cambia l'uso suolo, cambia l'economia, cambia la distribuzione delle foreste all'interno del nostro paesaggio, ha fatto sì che questi disturbi siano sempre di notevoli superfici e di notevoli severità. Che cosa vuol dire? Vuol dire che hanno un impatto elevato sugli ecosistemi forestali. I sistemi naturali sono adattati ipoteticamente ai disturbi naturali che insistono in quell'area. Nell'ambiente mediterraneo abbiamo specie adattate al fuoco, eccetera, altre sono in grado di ricacciare perché sono soggette magari al passaggio di valanghe, oppure in altri casi, come per gli schianti da vento, ci sono specie che vanno a rinnovarsi sulla pianta che è sradicata. Il problema è che cambiando le condizioni climatiche, molto velocemente i regimi di disturbo cambiano e le specie o diciamo i popolamenti non sono adattati a queste nuove situazioni. Quindi andiamo incontro a degli ecosistemi forestali che effettivamente possono degradarsi. E in effetti si è già visto a scala globale che negli ultimi 20 anni il numero di disastri naturali, che sono quelli considerati oltre una certa soglia e in cui ci sono state anche perdite umane per questa statistica, sono raddoppiati. Nel 1980-2000 ne avevamo un certo numero, dal 2000 al 2020 abbiamo avuto a scala globale oltre 7.300 circa casi di questo tipo. Quindi dovremo affrontare, ma ce ne siamo già accorti un po' a nostre spese, guardando nel piccolo nell'arco alpino. Abbiamo avuto gli incendi nel 2017 nelle Alpi occidentali con oltre 10.000 ettari percorsi in pochi giorni. Nel 2018 abbiamo avuto, e soprattutto adesso, come diceva Orazio, cominciamo ad avere un po' uno strascico anche del disturbo schianto da vento fornito da Vaia, che è appunto il bostrico, che cominciamo quest'anno a vedere in effetti macroscopicamente gli effetti, ma nei prossimi anni continueremo a vederlo, perché sicuramente sarà un disturbo che durerà diverse annate prima di naturalmente diminuire per l'arrivo degli antagonisti, eccetera, eccetera, indipendentemente dagli interventi che verranno fatti. Quindi, a superficie e ampia severità.
Allora, il problema è che se parliamo di ripristino o ricostituzione dei popolamenti forestali non possiamo correre dietro tutto. Non ci sono le risorse, non ci sono le risorse economiche e non ci sono proprio le forze da mettere in campo. Come abbiamo già visto prima, c'è anche poi il problema vivaistico che riprenderemo poi alla fine della mia presentazione. Per cui bisogna definire delle priorità. Cioè qua dove dobbiamo effettuare queste operazioni di ricostituzione, di ripristino della copertura forestale? Intanto dobbiamo decidere dove è prioritario farlo e dobbiamo considerare una prima scala, che è quella di paesaggio, ovvero quella di vallata, comprensorio, anche regionale o provinciale. Dove sono le priorità di intervento? E queste ce le dicono le funzioni del bosco. Cioè noi dobbiamo ricostituire nel più breve tempo possibile, cioè ripristinare quelle funzioni, quei servizi ecosistemici che il bosco forniva nei nostri confronti, quelli sono il primo sito da rimboschire. Perché questo? Perché dobbiamo accelerare le dinamiche naturali. Come si è detto in precedenza, tendenzialmente la natura ci arriva con i suoi tempi e modi. Sicuramente un altro ecosistema forestale arriverà in quell'area che è interessata da un disturbo. Quello a un altro ci metterà del tempo, ma sicuramente la natura riesce a fare il suo lavoro e forse lo fa anche meglio di quello che possiamo fare noi. Siamo noi che non possiamo attendere questi tempi. Oltre a individuare o comunque a supporto dell'individuazione delle aree a priorità di intervento, dovremmo cominciare anche a fare una cartografia della severità del nostro disturbo. Si è fatto parzialmente con VAIA, anche se è stato molto difficile e ancora difficile in molte aree, e lo si deve fare anche per tutti gli altri tipi di disturbo, perché il disturbo non agisce nello stesso modo su tutte le aree. Quindi individuare le scale, quindi i livelli di severità, cioè l'effetto del disturbo sull'ecosistema forestale, ci va a individuare quali sono i punti dove effettivamente la ricostruzione naturale potrebbe essere più difficoltosa. Se queste aree coincidono poi con dei servizi ecosistemici fondamentali, ecco che dobbiamo intervenire in queste situazioni. Ed è facile subito pensare alle foreste di protezione. Siamo in ambiente alpino, conosciamo benissimo quali sono i rischi naturali che si innestano per via gravitazionale, caduta massi, valanghe, scivolamenti superficiali, e se una foresta prima in piedi ci garantiva la protezione rispetto a questo pericolo naturale, adesso una foresta schiantata o interessata da un altro disturbo chiaramente potrebbe non garantircelo. Qui ci sono diversi studi in atto che si stanno portando avanti proprio per riuscire a comprendere per quanto tempo il materiale schiantato può ancora fornire un effetto di protezione. E in effetti già gli svizzeri con Vivian e Lothar hanno fatto degli studi di questo tipo per andare ad individuare la finestra di lacuna, fondamentalmente, di assenza di protezione all'interno del popolamento. Se osservate questo grafico, che sarà simile a alcuni grafici che vi farò vedere dopo, vedete come all'inizio abbiamo un popolamento che è schiantato, abbiamo una notevole quantità di necromassa a terra che ci fornisce una protezione residua dalla caduta massi, dalle valanghe, eccetera. Poi, man mano che questa si abbassa come ingombro e soprattutto va incontro a decomposizione, la resistenza viene meno e quindi abbiamo una protezione che è insufficiente. Questa protezione viene poi garantita da un popolamento futuro che si insedia per ritornare nella destra del grafico dove il nuovo popolamento che si è insediato ci riporta la situazione a quella originaria, ovvero con un popolamento forestale che fornisce la protezione richiesta. Benissimo, ma stavamo parlando di ripristino, no? Quindi anche di una gestione attiva, quindi accelerare le dinamiche di ricostituzione di un popolamento forestale. Non fatevi spaventare da questi grafici, sono semplicemente delle lezioni sul tema precedente in cui si sono fatti degli interventi. Se vediamo nel primo caso, asportando tutto il materiale, come si è fatto in gran parte delle aree interessate da VAIA, chiaramente noi riduciamo quasi a zero la funzione protettiva di quel popolamento. Non c'è più nulla né in piedi né a terra. Per cui dobbiamo aspettare un nuovo popolamento e per fare questo ci vuole molto tempo. Possiamo, diciamo, ovviare a questa problematica andando a costruire reti paramassi o paravalanghe o comunque delle infrastrutture permanenti, come nel caso B. È chiaro, ci riportiamo subito a una protezione e questa rimane ad un certo livello. Si ridurrà semplicemente con l'usura delle opere. Oppure possiamo fare la stessa cosa, ma
utilizzando ad esempio delle infrastrutture non permanenti o pretemporanee, magari linee, eccetera, e accompagnarlo, se possiamo, anche con il rimboschimento. In effetti, in quei tracci che vedete evidenziati in giallo, ci troviamo nella situazione in cui per accelerare queste dinamiche noi interveniamo artificialmente con il rimboschimento. In questo caso noi possiamo ridurre questa finestra in cui non è garantita la protezione. Qual è il sistema più efficace, tanto da un punto di vista temporale? Ipoteticamente è l'ultima in basso, cioè ovvero non fare nessun tipo di intervento, lasciare il materiale a terra ed intervenire con un rimboschimento concomitante. Quindi noi utilizziamo il materiale a terra come strumento di protezione e acceleriamo la ricostituzione di un popolamento forestale, con tutti i rischi e i dubbi anche del caso. Ma questo è molto importante e ce ne accorgeremo anche presto, perché se alcuni disturbi sono stati prevenuti o sono ancora, diciamo, limitati nel manifestarsi dal materiale a terra, ci sono alcuni altri che sono latitanti. Come ad esempio lo scivolamento superficiale, il soil slip, le frane superficiali. In effetti da studi si è visto che non si verificano tendenzialmente subito dopo il disturbo, ma dopo circa 3 anni. A partire dal terzo o quarto anno si cominciano a registrare questi fenomeni in aree schiantate e non esboscate, sia anche in aree in cui è stato sgombrato il materiale. E questo perché? Perché le radici residue che sono comunque nel suolo fungono un po' da armatura degli strati superficiali, anche quando la pianta è morta, come voi sapete. Per cui all'inizio non c'è questa problematica, man mano che si decompone, ecco che la problematica si presenta. E a questo punto dobbiamo aspettare che un popolamento si insedi e cominci ad armare con le proprie radici, con le nuove radici, gli strati superficiali. E per fare ciò ci vogliono oltre 10-15 anni. Ci bastano anche piante di piccole dimensioni, è importante che armino il terreno. Stiamo parlando di frane superficiali, quindi con la superficie di scorrimento inferiore ai 2 metri di profondità. Una volta che abbiamo risposto alla domanda dove a scala di bacino paesaggio, ovvero dove le funzioni sono più importanti, dobbiamo poi definire qual è l'area realmente da rimboschire. Come anticipava prima Roberto, difficilmente o comunque è anacronistico andare a rimboschire in maniera andante tutta la superficie individuata. Noi dobbiamo accelerare le dinamiche naturali dove sussistono delle limitazioni, perché se no in tanti casi potremmo lasciare fare la natura e la natura potrebbe fare un lavoro a gratis e anche meglio di quello che facciamo noi. Ma noi sappiamo che ci sono delle limitazioni. In effetti la rinnovazione naturale come funziona? Funziona che l'albero adulto comincia a disseminare e il seme deve cadere lontano dalla pianta madre. Questo perché? Per dare una maggiore probabilità alla pianta, alla giovane piantina, di sopravvivere. Se vedete, guardate che la Jansen-Connells Hypothesis semplicemente ci dice che abbiamo un notevole quantitativo di seme vicino alla pianta madre. Questo quantitativo crolla man mano che ci allontaniamo dalla pianta madre. Vicino alla pianta madre la rinnovazione non si può insediare, quindi la probabilità aumenta solo a una certa distanza, ma a una certa distanza si riduce anche il numero di semi che arriva a terra. Quindi in realtà la finestra utile per la rinnovazione è molto piccola. Questo in un sistema ordinario. In seguito a un disturbo come Vaia, la situazione è ben diversa, perché manca la competizione delle altre piante. Quindi il fattore fondamentale è fondamentalmente la distanza dal margine. E qui bisogna anche sfatito, cioè ovvero che piante con seme leggero possano viaggiare per tanti centinaia di metri e quindi colonizzare nuovi terreni. In realtà anche con piante con seme leggero, disseminazione anemocola, come ad esempio anche il pino silvestre, il pino nero, eccetera, ma lo stesso abete rosso e l'arice, abbiamo che alla fine della fiera il numero sufficiente o su cui possiamo effettivamente basare la nostra innovazione naturale, che sia quindi una certa quantità, si riduce a qualche decina di metri. Tendenzialmente 50-60 metri viene considerato già come limite superiore, anche se poi i semi possono sì arrivare a 100 metri, ma con numeri talmente irrisori
e poi aggiungerci la probabilità di effettivamente atterrare in un sito favorevole alla rinnovazione. In effetti, per fare questo e anche per riuscire a calibrare questi, diciamo, modelli o comunque queste indicazioni che già ritroviamo in letteratura su altri casi studio, nell'ambito del monitoraggio della rinnovazione post-vaia nelle aree sboscate con i diversi mezzi, quindi Guacavo piuttosto che Forwarder Harvester, eccetera, il Ministero con tutte le regioni coinvolte e province autonome, con anche il Dipartimento DAFNA e TESA dell'Università di Padova, si è cominciato a instaurare un monitoraggio della rinnovazione a diverse distanze dal margine intatto. Quindi nei prossimi anni si andranno a misurare la quantità di semenzali presenti, il tipo, quindi la specie, e soprattutto anche andare a individuare qual è il carico di brucamento degli ungulati di queste aree, proprio per avere dei dati più concreti e più robusti per individuare delle linee guida anche future per il ripristino di queste aree. Ma se abbiamo lavorato a livello di paesaggio e poi abbiamo lavorato a livello di popolamento, cioè quindi abbiamo individuato qual è l'area, quindi tendenzialmente non vicino al margine, perché lì il seme ne arriverà, quando siamo oltre i 50 metri dal margine e la tagliata, ovvero l'area schiantata, è di notevoli dimensioni, lì sì che conviene cominciare a progettare degli interventi di rimboschimento. A livello poi di microsito, quindi dove effettivamente mettere la singola piantina, dobbiamo lavorare molto sul microsito favorevole. Non è più il tempo di andare per rimboschimenti andanti, ma bisogna effettivamente creare strutture complesse e soprattutto andare a insediare, a mettere a dimora pure anche la semina soltanto nelle stazioni favorevoli che ci garantiscono un successo. Oltre che eventualmente ricercare questi micrositi, nel caso non fossero presenti, si possono anche creare artificialmente. E in effetti, quando il seme arriva al suolo, e non stiamo a ripetere la lezioncina, ma voi capite bene che ci sono due elementi. Uno è l'insediamento, quindi il seme deve arrivare in un posto, un substrato idoneo alla germinazione, all'insediamento, quindi anche della radichetta, e poi dopo, negli anni successivi, invece ci sono il concetto della sopravvivenza e la mortalità dovuta, ad esempio, a stress idrici, competizione, eccetera. In primis il sito, quindi qualcosa di edafico, qualcosa di stazionale che noi magari difficilmente possiamo controllare. E questo, sappiamo benissimo, il piano subalpino ha un ruolo fondamentale. Se non ci sono limitazioni a livello di sito, ecco che il lavoro chiaramente di noi forestali è molto più semplice. Ma un aspetto che dobbiamo cominciare a considerare, soprattutto con i cambiamenti climatici e il maggior stress idrico che avremo e che dovremo fronteggiare in tutte queste aree sprovviste di copertura, è proprio il ruolo che possono avere gli altri elementi, sia vivi che morti. Nel concetto della facilitazione, c'è un elemento che già esiste insito su un microsito, può favorire l'insediamento e la sopravvivenza della rinnovazione. E questo ad esempio gli arbusti, che possono provvedere ombra, che possono lifting le radici, quindi portare l'acqua ad esempio in superficie, e in alcuni casi arbusti spinosi possono anche proteggere dal brucamento, ad esempio da parte di alcune specie. Ma soprattutto dobbiamo sempre considerare che c'è una sorta di equilibrio tra competizione e facilitazione. Quando i rapporti positivi superano quelli negativi, ovvero la facilitazione supera la competizione, allora abbiamo queste dinamiche che si innescano e che sono molto macroscopiche, le possiamo osservare in tutti i popolamenti e soprattutto le osserveremo molto nelle aree che sono state interessate da questi disturbi con elevata severità. E in effetti la necromassa da sempre, soprattutto ad esempio nelle peccete, svolge un ruolo fondamentale come A, sito per l'insediamento del reno, e B, anche una protezione fisica rispetto a qualche elemento naturale come il vento, come il trasporto della neve, come l'eccessiva assolazione. E in effetti questi rapporti a volte sono isotropici, cioè avvengono intorno a tutto l'elemento di necromassa in modo uguale. In altri casi, nella maggior parte, quando si tratta di protezione da elementi fisici come il vento, l'ombra, eccetera, cioè il sole, anzi, si parla di anisotropia, cioè ovvero solo un lato è positivamente associato a un microsito favorevole alla rinnovazione e non l'altro. Quindi anche conoscere questi aspetti diventa fondamentale per andare a implementare dei nuclei
di rinnovazione artificiale proprio nei siti in cui questa può dare origine a un nucleo stabile. Visto che i tempi sono corti, non mi dilungo molto su queste slide, un paio di slide che seguono, ma semplicemente per farvi vedere che in studi in passato, soprattutto in disturbo legato al fuoco, in cui in alcune aree sono state sottoposte a diversi trattamenti, si è visto proprio come nelle aree in cui c'è stato un maggiore rilascio della necromassa, i micrositi erano caratterizzati da temperature più fresche e un maggiore quantitativo di umidità disponibile per il seme, e quindi anche la rinnovazione naturale effettivamente si insediava unicamente nella zona d'ombra della necromassa presente. Chiaramente stiamo parlando di incendi, quindi un disturbo che oltre a portare alla morte del soprassuolo forestale, in questo caso incendi di chioma, quindi alta severità, va anche a interessare tutto lo strato erbaceo e anche lo strato superficiale dell'orizzonte organico. Copiando un po' questi aspetti, andando a voler studiare se anche per uno schianto da vento come Vaia la situazione fosse analoga, noi siamo partiti subito dopo con un esperimento a Malgonera, grazie al supporto di Veneto Agricoltura, che ha messo a disposizione questa foresta regionale, come anche le piantine derivanti dal vivaio di Pian dei Spini. Abbiamo provato a fare un esperimento su 30 diversi blocchi, in cui abbiamo messo a dimora 5 diverse specie vicino alla necromassa, 5 in ombra, 5 nel lato invece esposto al sole e altre 5 come controllo in un'area lontana dalla necromassa, ripetuta per 30 punti all'interno della nostra area schiantata. E anche qui abbiamo visto che effettivamente la necromassa terra contribuisce a alterare, in questo caso a calmierare, gli estremi di temperatura soprattutto. Ma rispetto invece all'altro sito che abbiamo visto in precedenza, interessato da un incendio, avevamo un versante esposto a sud in Valle d'Aosta, quindi anche con limitazioni di precipitazioni maggiori, invece per quanto concerne il discorso di umidità del suolo, in questo caso non c'è una differenza sia apprezzabile tra i vari siti, anche se era maggiore nella zona d'ombra. Come dobbiamo fare quindi questo rimboschimento, una volta capito che dobbiamo farlo in certi siti e in certe posizioni? Chiaramente deve essere il più irregolare possibile a gruppi lacunoso. Come diceva prima Roberto, dobbiamo lasciare spazio alla rinnovazione naturale, concentrarsi sui micrositi favorevoli e soprattutto anche a livello di paesaggio, a livello di singolo schianto, ma anche a livello di paesaggio, non rimboschire tutto subito nello stesso modo, ma cercare di diversificare il più possibile questo nostro paesaggio forestale. E in effetti sono cose che abbiamo già cominciato a testare in alcuni siti in collaborazione con il Comune di Asiago, FSC, Trido e anche al collega Marco Pellegrini, che mi sembra che ci stia seguendo anche oggi, andare a implementare una struttura complessa mettendo a dimora diverse specie con sesti di impianto impropriamente chiamati così, diversi per le singole specie e soltanto nei micrositi favorevoli, ovvero andare a collocare questi gruppi vicini alla necromassa, a valle di toppi e tronchi che sono ancora al suolo e utilizzando anche la microtopografia, proprio per cercare di massimizzare l'intervento. Una cosa anche che bisogna affrontare è che proprio recentemente è uscito un bel lavoro che ha esaminato decenni di rimboschimenti fatti in questo caso era in Inghilterra, ma possiamo traslarlo benissimo nel nostro contesto, è l'uso, ad esempio, degli shelter. Ecco, qui vedete un rimboschimento fatto in seguito a un incendio, poi non più seguito, come spesso capita, e vedete cosa rimane degli shelter utilizzati nel rimboschimento. Ed è un problema grosso, perché noi abbiamo molte di queste aree che sono adesso caratterizzate dalla presenza di fondamentalmente plastica, microplastica, e si è visto che dal punto di vista ambientale queste hanno un peso notevole. Anche se la sopravvivenza degli shelter è superiore rispetto allo stesso rimboschimento fatto senza shelter, in realtà la differenza, cioè il vantaggio che si ha a utilizzarli, non è coperto dal maggior costo del rimboschimento, perché c'è lo costo dello shelter, e anche dal costo ambientale che si produce utilizzando questo elemento. Per cui anche l'utilizzo di queste strutture chiaramente è in forse. Nell'ambito dell'esempio che vi ho portato in precedenza, quindi l'oltrevaia di Asiago, abbiamo anche provato a fare dei test con degli shelter in cartone completamente riciclabile, proprio per cercare di andare incontro a questa esigenza nell'ambito dei nuovi rimboschimenti. Correndo verso la fine. Ecco, sì. Grazie Emanuele. Sì.
Corro. Siamo alla fine. Allora, con che cosa? Chiaramente su questo ne parlerà anche spesso, penso approfonditamente Fulvio che mi segue. Abbiamo già parlato un po' della provenienza, discorso chiaramente rimboschimenti misti, ma dal punto di vista selvicoltura, strettamente selvicolturale, dobbiamo considerare la resilienza e la resistenza delle specie che andiamo a mettere a dimora. Qui ho portato l'esempio abete rosso e larice, e chiaramente se vogliamo un popolamento più stabile nei confronti degli schianti da vento, eccetera, è chiaro che dovremmo virare verso un popolamento misto con partecipazione di larice, o anche, come sta avvenendo ad esempio in provincia di Trento su grandi superfici, passare direttamente a un laricetto attraverso un rimboschimento diretto soltanto di questa specie. Per la migrazione assistita, lascio la parola completa, quindi, visto che sono lungo come al solito, al mio collega che mi seguirà. Chiaramente questa è anche una cosa complessa con diverse sfaccettature che impareremo a conoscere in seguito. Ultime 2 slide, le limitazioni a tutte queste cose che ho detto. Chiaramente gli ungulati, ça va sans dire, avranno un peso sui successi dei rimboschimenti che andiamo a mettere a dimora. C'è anche l'incognita del lupo, e lì vedremo come in alcuni casi popolazioni locali potrebbero ridursi o cambiare comportamento e quindi venirci incontro. Attenzione sempre alla specie che è autrice del carico, perché alcune specie, ad esempio, sono più difficilmente controllabili. Un risultato veloce che abbiamo ottenuto già dalle prime sperimentazioni a Malgonera, analizzando il danno da brucamento dopo una stagione, si è visto che effettivamente maggiore la quantità di necromassa al suolo, e quindi la fatica che fa l'ungulato a raggiungere il sito, effettivamente minore è stato il danno sulla piantina, proprio perché le nostre piantine erano state messe a dimora all'interno di un'area schiantata non sgomberata. Attenzione che nel caso del camoscio, ecco, questo effetto non lo otteniamo. L'altro problema, già anticipato da Roberto, è dove troviamo tutte le piantine, visto che negli ultimi anni, negli ultimi decenni, in tutte le regioni italiane, il settore vivaistico pubblico è stato limitato e soprattutto indirizzato alla produzione di piante per la pianura, che era invece il settore in cui effettivamente si andava a mettere a dimora nuove piantine. Ecosistemi complessi necessitano di un approccio complesso e multidisciplinare, e soprattutto le parole chiavi sono sempre resistenza e resilienza, non dimenticandoci mai della resistenza. E un'ultima chiosa finale: attenzione, nella strategia europea, forestale europea, no? C'è l'obiettivo di arrivare entro il 2030 con la messa a dimora di ulteriori 3 miliardi di piantine. Ecco, attenzione a non fare l'errore che dobbiamo piantare alberi. Quello che noi dobbiamo fare come forestali è ricreare dei popolamenti forestali, degli ecosistemi forestali stabili e che ci forniscano i servizi ecosistemici. La produzione è anche uno di questi. E con questo ho concluso. Grazie Emanuele Lingua, TESAF, Università di Padova, e la tua ultima espressione dà proprio il senso della complessità anche di quello che hai tratteggiato e dei problemi che dobbiamo affrontare. Per affrontare questi problemi chiediamo anche aiuto a Fulvio Ducci, a cui passo ora il microfono, che potrà farci una presentazione anche gli abbiamo chiesto di portare alcune esperienze già in corso, sviluppati recentemente. Pronto? Bene, sì, ti sentiamo. Ah, bene, scusatemi, non avevo compreso. Dunque, grazie, buonasera a tutti. Allora, cercherò di mostrare attraverso le nostre esperienze, che magari non sono svolte sul territorio regionale del Veneto, ma sono svolte su scala nazionale o di regioni più ampie, che però possono offrire degli spunti per quanto riguarda appunto l'argomento di questa riunione, spunti che possono essere anche a supporto di quanto detto da Emanuele prima di me. Il nostro istituto si occupa dagli anni 90 di esperimenti in campo di migrazione assistita.
e per cui ho voluto portare questi due esempi, uno addirittura sull'abete di Sicilia, che può sembrare lontano, ma che rappresenta un caso di studio che può essere ripetuto benissimo per popolazioni di probabile valore adattativo a rischio che si trovano anche nelle nostre prealpi o sull'Appennino, quindi a portata di mano e casi più concreti a livello locale. E un altro esperimento invece di flusso genico assistito, che è una variante della migrazione assistita, che abbiamo in corso in Val Padana, precisamente in Lombardia, sulla Farnia. In un ambiente in rapida evoluzione, gli ecosistemi forestali, soprattutto in relazione al cambio climatico o comunque a tutti i cambiamenti globali che si stanno verificando in questo periodo, subiscono delle pressioni molto, molto pesanti. Quindi habitat, paesaggi, pool genici, quindi a diversi livelli, possono essere frammentati, possono essere messi in pericolo e addirittura in qualche caso possono andare definitivamente persi. Ricordo che l'Italia, la penisola, ma come anche non solo la penisola, ma tutto l'arco alpino e le nostre pianure, costituiscono insieme ai Balcani e alla penisola iberica un hotspot di diversità che è servita in epoca post-glaciale poi per la ricolonizzazione dell'Europa centrale e settentrionale da parte di moltissime specie. Quindi l'Italia è, come appunto alle altre penisole, è uno scrigno di diversità non solo di specie, ma anche di diversità genetica all'interno di queste specie. Come sapete, tutte le specie viventi si sono adattate alle rispettive nicchie ecologiche in cui hanno potuto trovare una serie di condizioni ambientali in cui sopravvivere, in cui vegetare e prosperare. E queste condizioni poi microambientali e microambientali fissano i limiti dell'areale di distribuzione di ciascuna di esse. Qui ho portato un esempio, il caso della betulla, ad esempio. Nel periodo post-glaciale, soprattutto le specie mesofile, quelle che oggi hanno un areale centroeuropeo e in parte alle altitudini più elevate nella nostra penisola, sono appunto ripartite da questi hotspot di diversità, hanno migrato seguendo lo spostamento in senso soprattutto latitudinale, ma anche altitudinale, sono migrate verso nord o in altitudine, in maniera tale che migrando hanno lasciato dietro di sé tutta una serie anche di popolazioni che hanno trovato rifugio e che sono poi le popolazioni più antiche, in definitiva, hanno trovato rifugio in situazioni particolari. Quello che è importante sottolineare, ecco, che una caratteristica di molte delle nostre specie è che hanno una distribuzione in popolazioni non solo frammentate, ma costituiscono il margine dell'areale di distribuzione delle specie alle nostre latitudini. Una popolazione marginale è una popolazione che, pur trovandosi all'interno dell'areale geografico, sperimenta comunque condizioni ambientali al limite della sua tolleranza. Condizioni ambientali quindi che determinano una pressione anche selettiva nei confronti di queste popolazioni. Quindi sono popolazioni che possono trovarsi all'interno dell'areale, come in questo caso, ma sono popolazioni che possono essere disgiunte. Anche all'interno dell'areale stesso, poi, si possono trovare fenomeni di marginalizzazione per effetto della variazione microambientale in altitudine, in particolari situazioni pedoclimatiche e così via. All'interno di dell'areale di ciascuna specie, quindi, si ritrovano delle strutture, delle strutturazioni. Si trova un margine di retroguardia, soprattutto per le specie, in questo caso, che sono migrate verso nord, un margine di avanguardia costituito da colonizzatori che avanzano via via trovando situazioni sempre migliori per loro, e nella migrazione la specie, appunto, come ho detto, si lascia dietro delle retroguardie rappresentate dalle popolazioni disgiunte e periferiche.
L'interno è costituito da popolazioni che si trovano nell'optimum e che costituiscono il core, cioè il nucleo della specie. Possono essere anche viste altre definizioni. Una popolazione di margine può essere anche vista come una popolazione connessa alla popolazione centrale, al core, attraverso un flusso genico asimmetrico, cioè il flusso di geni, il flusso di informazione genetica, soprattutto quella adattativa nel nostro caso, si svolge secondo un'unica direzione, in genere soprattutto verso o l'una o l'altra delle direzioni, quindi di margine o verso il core. La popolazione può essere vista come disgiunta, veramente disconnessa dal core, dal nucleo, e quindi può aver perso qualsiasi contatto e prendere una sua strada evolutiva diversa che probabilmente la porterà a una graduale differenziazione, addirittura in qualche caso a diventare una specie. Poi ci sono i bordi di uscita, che sono le popolazioni che persistono in regioni che stanno diventando via via inadatte. Lo stesso si dice anche nel senso altitudinale, no? Sappiamo qual è la correlazione, la relazione fra le variazioni, ad esempio, di temperatura, di precipitazione, sia in latitudine e quelle che sono invece le corrispondenti in senso altitudinale. Quello che è importante sottolineare comunque è che molte di queste popolazioni, ripeto, che le troviamo anche, sono state documentate con gli studi genetici non soltanto nell'Italia peninsulare, ma anche nelle Alpi, negli Appennini del versante settentrionale, nelle Prealpi e così via, possono avere un valore adattativo molto importante per il futuro. Quindi un valore adattativo che può essere interessante per l'approvvigionamento di materiali forestali di riproduzione. Va sottolineata un'altra cosa, che si tende a vedere la marginalità come un fattore negativo spesso. Invece la marginalità di per sé non è un fatto patologico, è un processo naturale che può influire sulle dinamiche evolutive e che può essere, come vi ho già detto, fonte di pressione selettiva che può spingere una popolazione o gruppi di popolazioni verso la formazione di nuove specie. Può assumere un significato patologico quando una popolazione è talmente poco estesa, ha subito dei fenomeni di erosione così intensi che alla fine perde qualsiasi capacità di mantenere variabilità e quindi si erode fino al rischio di estinzione, non è più utile nemmeno per essere impiegata agli scopi di approvvigionamento di materiali. Quindi sono cose che vanno attentamente studiate e valutate. Come migrano, come possono porre rimedio le popolazioni alla pressione che subiscono, soprattutto ad esempio nel caso del cambiamento del clima, degli eventi climatici ripetuti, come possono far fronte alla pressione che subiscono e quindi allo spostamento delle isoterme, allo spostamento delle fasce climatiche in cui possono trovarsi meglio? Lo possono fare solo o migrando attraverso il seme e poi anche per il polline, quindi trasferendo informazione genetica alle piante che si trovano in situazioni particolari e che possono sopravvivere, o usare metodi individuali di adattamento grazie alla loro tolleranza e alla variabilità della tolleranza ai fattori ambientali a livello individuale, sviluppando fenomeni cosiddetti epigenetici e quindi utilizzando quella che si chiama anche la plasticità fenotipica, cioè la capacità individuale di un genotipo di adattarsi a particolari condizioni ambientali. In alcuni casi però vengono superati tutti i limiti di tolleranza di una specie e allora a quel punto è necessario pragmaticamente arrivare a mettere in conto di dover effettuare una migrazione assistita. La migrazione assistita si può presentare in varie forme, è nata principalmente fra il Canada e gli Stati Uniti, dove ci sono a disposizione superfici enormi, dove è possibile attuare anche grossi programmi strategici che possono aiutare le specie a migrare, ad adattarsi. E le superfici lo stesso sono tali da permettere queste operazioni.
si presenta, la migrazione assistita si può presentare sotto varie forme e può essere applicata in sotto tantissimi aspetti e concetti. Si può assistere la migrazione di una popolazione, si può assistere la migrazione di un areale, quindi prevedere lo spostamento di un areale e agire di conseguenza utilizzando le provenienze adeguate. Si può prevedere in alcuni casi addirittura lo spostamento di un'intera specie. È un concetto molto dibattuto questo della migrazione assistita, proprio perché si presenta sotto tantissime forme, tantissimi concetti e definizioni. Colonizzazione assistita, migrazione assistita, trasferimento gestito, ognuno la vede a modo suo a secondo della sua esperienza, la traslocazione, il flusso genico assistito. E quindi c'è un intenso dibattito, in Europa soprattutto, e dove ancora però non c'è tutta questa esperienza. I rimboschimenti stessi sarebbero forme di migrazione assistita, ma un tempo venivano fatti con poca cognizione di causa e spesso ricorrendo a materiali che non sono stati sottoposti a prove, che non sono stati studiati e così via. L'assistito significa, come termine, un qualcosa che viene gestito consapevolmente e che è stato preso, per il quale sono state prese in considerazione diversi aspetti, da quello genetico a quello adattativo ed anche di logistica di queste cose nella filiera vivaistica. La colonizzazione assistita può anche integrare, ad esempio, una popolazione esistente in un sito in cui il numero stia diminuendo, quindi rinsanguare una popolazione. Il fattore principale di obiezione nei confronti di queste tecniche, di queste strategie, è quello, come avevo accennato prima, sul fatto che l'ambiente di nuova introduzione possa determinare sul pool genico della popolazione che si utilizza degli effetti epigenetici, quindi delle variazioni genetiche nel genoma che potrebbero essere anche non desiderate, ma non è detto, potrebbero essere anche desiderate, ma comunque possono indurre delle modificazioni che per i puristi effettivamente potrebbero essere qualcosa che allontana da quella che era l'informazione originaria in possesso della specie o della popolazione che si tende a spostare. Ecco, dal punto di vista però pratico, qualche volta bisogna essere pragmatici. Se si vuole salvaguardare una popolazione, se si vuole mettere al riparo dal rischio di perdita totale di un'informazione genetica che potrebbe essere utile, qualche volta bisogna essere pragmatici. E proprio in vista di questo, negli anni 90 siamo partiti negli anni 90 dapprima, poi nel 2000 proseguendo con la quercia, siamo partiti con degli esperimenti proprio miranti a verificare tutti i vari aspetti che possono riguardare delle esperienze tecniche e pratiche di migrazione assistita, come gestire queste cose. Un primo caso di studio riguarda l'Abies nevrodensis, l'abete di Sicilia, una specie relitta a rischio costituita da solo una trentina di piante sulle Madonie. È una specie a forte rischio di estinzione non solo per il ridotto numero di piante adulte che potrebbero essere in grado di produrre del seme, ma il fatto che la situazione ambientale sulle Madonie è veramente poco adatta a fornire una perpetuazione nei lunghi tempi di questa popolazione. Ci sono rischi anche di incendi boschivi, come abbiamo visto quest'anno, ad esempio, proprio nel parco, che il fuoco è arrivato a poca distanza da queste piante. Nonostante sia una riserva integrale, il turismo è forte. L'isolamento e l'erosione genetica comunque continuano la loro opera, proprio perché ci sono fenomeni di effetto del fondatore, cioè solo poche piante in situ sono in grado di dare origine a poche piantine che poi sopravvivono, non hanno una grande sopravvivenza, sono caratterizzate da molta mortalità. E ora ci sono gli effetti del cambiamento climatico. Anche qui nonostante siamo fra i 1700 e i quasi 2000 metri, la specie è concentrata nella cima della montagna, nel vallone della Madonna degli Angeli,
e la superficie in cui essa naturalmente può espandersi, anche se sono stati fatti dei rimboschimenti intorno, è veramente limitata. La specie ha dei legami genetici con l'abete della Calabria e l'abete greco. Può sembrare strano, ma pensiamo che l'abete meridionale, le popolazioni di abete meridionale, quindi rappresento qui la prima fase di indagine, cioè un'analisi genetica che va fatta per tutte queste popolazioni a rischio. I legami con l'abete greco e con l'abete insomma della parte meridionale della nostra penisola sono spiegati dal fatto che c'è stato un ponte fra i Balcani e l'Italia meridionale che ha visto la mescolanza ancestrale di queste specie. Alcuni legami sono anche con l'Abies numidica e si manifestano questi sia a livello genetico con i marcatori genetici e a livello morfologico anatomico di cui la specie appunto rappresenta le caratteristiche un po' miste di tutte queste specie. Anche dal punto di vista genetico con marcatori molecolari la specie si differenzia notevolmente da tutte le altre popolazioni italiane e rappresenta, come si vede qui, la sua vicinanza con quelle dell'Italia meridionale. Presenta una struttura, nonostante siano 30 piante, si può ravvisare la struttura di un nucleo centrale di variabilità nella popolazione originaria, un nucleo di minore, una fascia che contorna di minore variabilità, quindi una fascia dove c'è un po' più di erosione genetica, e delle popolazioni ridotte veramente a pochi esemplari, isolate e disgiunte. Nonostante tutto, questa specie presenta una variabilità genetica intrapopolazione piuttosto alta, elevata, comparabile a quella di popolazioni ben più ampie, che promette di consentire una ripresa dei dinamismi genetici della popolazione, quindi una ripresa se posta in condizioni adatte. La risalita, come vedete qui, questo è l'ambiente delle Madonie, come vedete la rinnovazione ha ben poche possibilità di andare avanti o di affermarsi. Questa è tutta roccia, questa è una foto degli anni 90, qui vedete negli anni 60 com'era la situazione, non è cambiata moltissimo, come vedete anche in queste fotografie, non è cambiata moltissimo negli anni. Quindi è stata stabilita una strategia di salvataggio, quindi da un lato per rispondere a cercare di ristabilire un dinamismo della popolazione, spostare la popolazione verso contesti migliori per riavviare le dinamiche e cercare di preservare il pool genico, ci è sembrata la soluzione più adatta. E quindi è stato avviato questo esperimento che ha portato a spostare tutta la popolazione sotto forma di innesti, sotto forma di marze da innesto di tutte le piante, le 30 piante dell'abete dei Nebrodi, in 2 arboreti da seme creati nel 93. Questi arboreti sono esposti nella zona dell'Appennino centro-settentrionale, non lontano dal nostro istituto ad Arezzo, e dal 2000 questi arboreti hanno cominciato a produrre i primi coni e poi adesso c'è una produzione di seme abbastanza continua. Dal 2008 le piantine prodotte da questi arboreti vengono impiegate per stabilire 2 popolazioni artificiali a maggior quota in condizioni isolate, sempre nell'Appennino settentrionale. Qui si può rivedere un po' la storia dal punto di vista logistico, quindi gli innesti, la piantagione degli arboreti, la prima produzione di strobili, gli alberi che hanno recuperato il portamento ortotropico da come era all'inizio un po' plagiotropico dovuto agli innesti, fino alla produzione delle prime pascione come l'anno scorso in cui l'arboreto ha prodotto veramente una quantità di semi. Gli esperimenti che sono stati creati sono in una zona omogenea dal punto di vista climatico e pedologico, ma in 2 condizioni, diciamo, diverse. Uno
in area scoperta e l'altro quindi in un campo aperto e l'altro invece sotto la protezione di faggio e castagno. Qui vedete il disegno sperimentale, il momento della piantagione e questa è la piantagione sotto bosco e qui quelle che sono le evoluzioni. Nello stesso tempo viene tenuta d'occhio non solo dal punto di vista genetico la produzione delle varie generazioni di seme per vedere come varia la variabilità genetica ogni anno in relazione alla produzione di polline da parte dei cloni che la producono e in relazione al seme prodotto, ma viene tenuta d'occhio anche la fenologia per vedere appunto la variabilità a livello fenologico e la sincronia delle fioriture. Quindi il modello di abete di Sicilia è in fase di studio, ma dai primi risultati si vede che può essere realizzabile per salvaguardare ex situ piccole popolazioni che abbiano un valore che dimostrano un pregio, ma può essere fatto un metodo applicabile in qualsiasi situazione si debba applicare della migrazione assistita. Queste più o meno sono le fasi che abbiamo seguito noi. Ovviamente le dinamiche possono essere influenzate da forze diverse da quelle che giocano nel contesto siciliano, è evidente, non siamo 1200 km più a nord, ma è importante per il momento intanto preservare il pool genico rimanente, come hanno dimostrato gli incendi recenti che hanno messo nel breve termine a repentaglio l'esistenza di queste popolazioni. È materiale che comunque può essere recuperabile e reimpiegato in Sicilia e che in situ non avrebbe la possibilità di esprimere il suo potenziale. La seconda esperienza invece riguarda la Farnia in Val Padana, dove abbiamo in corso un esperimento cosiddetto di flusso genico o di convergenza di questo flusso genico. È uno esperimento condotto dal 2003 con l'ERSAF quando avviò un progetto chiamato le 10 grandi foreste. Ecco, questa foresta che abbiamo creato, circa 40 ettari a Carpaneta, in provincia di Mantova, è la 10ª foresta di quel programma di ricerca e sperimentazione condotto là. Si parte dal presupposto appunto che la Val Padana, una volta coperta da un bel manto di foreste in gran parte di querce decidue, principalmente farnia, rovere ed altre latifoglie, per effetto della forte antropizzazione ha visto le sue popolazioni ormai frazionate per quanto recentemente, ma condizionate pesantemente dall'antropizzazione della Val Padana. Si vedono qui dei boschi di farnia appunto inclusi in centri abitati. Sono due specie simpatriche che quindi hanno un areale più o meno corrispondente, ma con caratteristiche ecologiche, come sapete benissimo, relativamente diverse, una di tendenza più igrofila, oceanica e quasi riparia, e l'altra invece che si adatta meglio a situazioni più asciutte. Lo scopo quindi era creare questa 10ª grande foresta conservando le risorse ancora esistenti frammentate in Val Padana. E il lavoro si è svolto in collaborazione non solo con la Lombardia, poi alla fine, ma con tutte le regioni del bacino padano. La quercia, questo gruppo di querce ha riconquistato il centro-settentrione dell'Europa a partire dall'ultima glaciazione e ha concluso la migrazione circa 10.000 anni fa. Dal punto di vista genetico, la migrazione è avvenuta attraverso gli studi genetici, si è potuto risalire al fatto che la ricolonizzazione della Val Padana è avvenuta in principal modo grazie agli apporti del materiale del versante adriatico degli Appennini, mentre gli apporti da parte del versante occidentale invece sono stati molto ridotti a causa anche proprio della barriera appenninica. Nella zona poi si sono potuti distinguere 3 o 4 gruppi al massimo principali fortemente, di popolazioni fortemente correlate tra di loro.
È da sottolineare, tra l'altro, ecco qui l'importanza di conoscere bene le specie, la strategia della Farnia e della rovere, che in realtà sono due volti ecologici della stessa medaglia, ovvero sia sono specie non troppo ancora differenziate tra di loro, che derivano da una specie ancestrale e che possono ibridarsi tra di loro. Noi spesso, sapete benissimo, che si incontrano ibridi che derivano da un'ibridazione ricorrente unidirezionale, in cui il polline della petrea ibrida la farnia producendo delle ghiande ibride. Ecco, il materiale ibrido è quello che permette di avere un range di colonizzazione del suolo molto più ampio, perché sono molto più adattabili, possono adattarsi alle caratteristiche richieste sia dalla rovere che dalla farnia. Con il retroincrocio, quando si verificano le situazioni adatte, la specie, cioè l'ibrido, può ritornare a formare, a determinare l'esistenza della farnia, la purezza della farnia o della rovere. Quindi è una strategia estremamente efficace questo, che permette di adattarsi a tutte le situazioni, a questo complesso di specie. I problemi che mettono a rischio in questo caso le querce padane sono la frammentazione dell'areale, l'isolamento delle popolazioni che per quanto recente cominciano a sentire gli effetti di erosione, di riduzione delle superfici, la sostituzione di gran parte di queste popolazioni con specie aliene, una forte pressione antropica che si estrinseca anche attraverso l'abbassamento delle falde e il consumo del suolo, e infine un malinteso ambientalismo che consiste principalmente nel ridurre o nella mancanza di selvicoltura, per cui molte di queste popolazioni non possono rinnovarsi perché non ci sono i diradamenti necessari ad aprire le superfici per favorire l'affermazione della rinnovazione. Il lavoro è consistito in un primo inventario delle foreste della Val Padana, dei boschi e quello che rimane di queste specie nella Val Padana, nelle analisi genetiche che hanno confermato anche quelle precedentemente condotte e nella selezione di una lista di popolazioni in grado di fornire seme. Le analisi genetiche hanno permesso di mettere in evidenza tutta una serie di parametri che ci hanno permesso poi di arrivare a determinare, almeno per gli usi nostri, che abbiamo proposto ovviamente anche alle regioni, determinare delle regioni di provenienza da cui fosse possibile approvvigionarsi di seme in un set di popolazioni in grado di fornirlo, sia per estensione sia per variabilità genetica fornita e quindi capacità di contribuire. I bassi tassi di differenziazione trovati e gli indici di fissazione, cioè che ti danno un'idea di quella che è il livello di erosione genetica, di inbreeding all'interno di queste popolazioni, hanno mostrato la necessità di ristabilire i flussi genici in maniera da ricostituire la diversità originaria, o almeno avvicinarsi a una diversità a una variabilità e una diversità il più possibile vicine a quelle che erano in passato. Per cui si è individuato un sito che è praticamente l'azienda di Carpaneta vicino Mantova, dove si potesse ricostituire un po' un baricentro degli scambi genici tra tutte queste popolazioni. Quindi con lo scopo di preservare il patrimonio genetico padano, ristabilire i flussi genici, come vi ho detto, e delle nuove dinamiche, e stabilire poi una fonte di seme che potesse essere utile per tutta la valle, un riferimento di variabilità, una fonte di variabilità per tutta la valle. Questa è la lista. Fulvio, sì, sto finendo. Ecco, siccome abbiamo poi alle 4 sì, si tolgono. sì, cerco grazie, di finire. I semi sono stati raccolti da quelle popolazioni e è stata costituita appunto una popolazione nuova con il miscuglio di tutte queste, miscuglio ragionato di tutte queste provenienze, seguendo appunto un disegno sperimentale.
vi è stata anche inserita una prova comparativa di provenienze sia in purezza sia in miscuglio con altre specie, in maniera tale da valutarne il comportamento. Il monitoraggio consiste nella classica monitoraggio di caratteri fenotipici degli accrescimenti, della fenologia, la sopravvivenza e la fisiologia, la valutazione della sincronia della fioritura per la produzione di seme e i dinamismi genetici dei nuovi materiali che vengono via via prodotti. Conclusione. Allora, tutto questo implica il fatto che si debba arrivare a un uso molto più consapevole e professionale dei materiali di riproduzione di quanto sia stato fatto fin da ora. Tutti conosciamo la nostra filiera vivaistica, ha molte mancanze e queste vanno superate se si vuole affrontare i famosi 60 milioni di piante che molti vorrebbero piantare nei prossimi anni. La conoscenza degli scenari è fondamentale, degli scenari futuri, per prevedere le future regioni di provenienza in relazione allo spostamento delle esoterme e anche per programmare le future piantagioni, quindi usare materiali che si prevede che in futuro potranno essere utili a superare gli effetti del cambiamento del clima. Conoscere bene la struttura della genetica delle specie è fondamentale, come anche però dal punto di vista tecnico-logistico è fondamentale coordinare a livello nazionale e interregionale la produzione vivaistica e differenziarla, mettendosi d'accordo in maniera tale da garantire a tutti una diversificazione che è fondamentale quanto la biodiversità. E ho finito. Vi ringrazio. Grazie a Fulvio Ducci, e tra l'altro proprio l'ultimo appunto era un messaggio anche rivolto proprio a noi, Veneto Agricoltura e Regione Veneto, insomma, come tutte le regioni, per il nostro ruolo e per la nostra responsabilità. E grazie quindi di tutto quello che ci ha detto e anche di questo messaggio. Abbiamo ancora qualche minuto, ma proprio pochi, però vedo che Marco Rossetto ha alzato la mano e quindi se può attivare il suo microfono io gli darei la parola. È stato un errore tutto. Ok. Mi scuso. Ecco, ok, visto anche che la connessione era era un po' disturbata, non c'è problema. Scusate, Marco Rossetto, Beh, per inciso, è il capovivaio del nostro vivaio di Montecchio, giusto, infatti. e si vede che la vivaistica deve anche evolversi per quanto riguarda la qualità della connessione. Bene, non vedo altre segnalazioni di intervento. Non so se Emanuele e Roberto, che ti vedo già a pieno schermo, avete qualche battuta da aggiungere, o Orazio anche. No, al massimo l'unica battuta che posso fare è che effettivamente comunque pensare di affrontare questa problematica, questa questione in un'ora e mezza ed essere esaustivi e toccare tutti gli aspetti, chiaramente era assolutamente impossibile da raggiungere. L'unica cosa che forse abbiamo fatto è mettere sul tavolo tanti nuovi interrogativi, spunti di discussione, ma soprattutto secondo me anche spunti di riflessione, cioè anche cercare di cominciare a pensare un po' fuori dagli schemi. Cioè il sistema è complesso, va affrontato in maniera complessa e i liberi professionisti comunque come forestali hanno già un background che è complesso, quindi in realtà ogni tanto bisogna utilizzare queste svariate conoscenze. Noi abbiamo toccato la punta dell'iceberg e chiaramente oltre appunto c'è molto di più. Io non mi sono addentrato ad esempio poi i rischi di alcune pratiche magari che a cascata si possono inserire ad esempio per il bostrico, lì dovremmo anche lì parlarne. Lasciamo Necromassa per la rinnovazione, ma dall'altro lato dobbiamo fare attenzione poi alle pullulazioni magari di bostrico.
E allora ci sono poi degli interventi tipo della scortecciatura parziale, della rimozione parziale, manipolazione. Ecco, dopo c'è un gradiente di diversi tipi di interventi in cui noi andiamo a modificare gli interventi, così come per il discorso anche genetico, non si tratta di spostare completamente o rimboschire tutto completamente con nuovi pool genici o nuove specie, ma in realtà andare comunque a macchia di leopardo a cominciare magari a lavorare in tipo. Ecco, questa è un po' la questione. Abbiamo fatto errori di questo tipo in passato, invece adesso dobbiamo essere molto più aperti a sperimentare, a diversificare gli interventi nelle varie situazioni. Bene, grazie anche Emanuele per questa ultima considerazione. Direi che appunto nel limite del tempo che ci eravamo dati, insomma, abbiamo, credo appunto, come dicevi tu, fatto una buona panoramica e posto le questioni, avremo modo, questo è anche uno stimolo per proporre nuovi appuntamenti di questo tipo. Quindi vi ringrazio tutti per la partecipazione, ringrazio in particolare Fulvio Ducci, Emanuele Lingua e Roberto Fiorentin e Orazio Andrić per i loro interventi. Ricordo, come ha ricordato Francia di Longarone Fiere, che tutto questo materiale sarà poi disponibile sui canali YouTube e social di Longarone Fiere e appuntamento ai prossimi incontri. Buon lavoro a tutti. Grazie, arrivederci. Grazie. Arrivederci a tutti. Grazie Stefano, grazie a tutti. E ricordo però, invito che adesso c'è appunto l'evento organizzato dall'Ordine dei Dottori Agronomi Forestali di Belluno, e quindi Orazio ci rivediamo fra 30 secondi, un minuto dai, un minuto che terminiamo la live e riprendiamo il collegamento. Ecco. Grazie a tutti, grazie a Veneto Agricoltura e alla prossima. Grazie a te. Ciao.